Sulla situazione delle aree industriali del Nuorese, il presidente della Confindustria della Sardegna Centrale, Roberto Bornioli, ha inviato una lettera al ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda per fargli conoscere la gravissima situazione del sistema produttivo, caratterizzato dal crollo dell'industria nel sito di Ottana e dalla fortissima crisi delle altre aree produttive di Macomer, Nuoro e Siniscola, tutte colpite da un processo di desertificazione industriale, scrive Bornioli, che senza interventi specifici e mirati rischia di essere irreversibile. Con la scomparsa del tessile e della chimica e a seguito della recente recessione, le aree industriali del centro Sardegna, continua la nota, sono state travolte da un devastante effetto domino che, a parte qualche eccezione, ha smantellato pezzo dopo pezzo importanti realtà industriali e produttive con gravissimi danni economici e sociali di cui forse non siamo ancora pienamente consci. Tutto ciò, continua Bornioli, senza che sia stata messa in atto alcuna strategia concreta e fattibile di riconversione produttiva, come è accaduto per altri territori. In questi anni, come Confindustria, abbiamo fatto ripetuti appelli, ma niente si è mosso concretamente. Dei tre poli industriali in Sardegna, Sulcis, Porto Torres e Ottana, quest'ultimo è l'unico sito che negli ultimi anni è rimasto fuori dai tavoli nazionali, al momento è l'unico privo di un'ipotesi progettuale di riconversione industriale in grado di garantire un rilancio di medio-lungo periodo. Nonostante le nostre sollecitazioni, rileva Bornioli, il sito di Ottana è stato di recente escluso in modo inaspettato e con nostro rammarico anche dalle aree di crisi industriali complesse, una decisione che auspichiamo possa essere rivista. Alla luce di quanto esposto, conclude Bornioli, auspichiamo la convocazione a Roma di un incontro urgente con la partecipazione della Regione e delle rappresentanze istituzionali, economiche e sociali del territorio.